via che si è intregata a Saverda, è Saverda che mi ha furato, che mi ha fatto rientrare, tornare a intro di sé. Su che io ascoltavo questa una parte di suo che sta intro Saverda, tutto tanto possibile che non può effettuare nessun tipo di percussione, invece accarezzando l'idea è intro di punti sonso incredibili, sonso che punta a intro di Saverda, quindi non è che abbia fatto chi sei, dopo ho fatto scelte, ho intuito questa possibilità che scelte accarezzando l'idea di possa intesire questo sonno. Sono che non tenti dati, sono di sempre, sono che si funti che funti in trauso quando l'acqua, questo è calcare, quindi l'acqua che è fossilizzata, quindi inglobato, dentro di sé tutto i sons che diventano i sons dell'acqua, i sons del suo tempo soprattutto. Nino Landis, voi avete conosciuto bene a Pinuccia Sciola, un'amistà lunga in 20 anni e più. Avete fatto una serie di paresi, Rusuzio, paese, museo. Aumenta voi siete conosciuti quando siete arrivati a Santo Sparavo. Commentando sul mondo, i monti non troviano a pari, però la gente ha trovato. E in sa vita non c'è la fortuna pure, non c'è l'abilità di veti o intelligenza. E si è arrivato a sul luogo deputato a Santo Sparau in suo momento giusto a un goppai vinuccio e goppai, e fu già instradato in suo cammino della bellezza. Poi quando nasceu, sa natura si strina da una virtù che si accompagna da prodotto fida. A cini una voce bella fai su cantanti, a cini musicista, a isso da regalare sa bellezza del suo creato, dessa verda, de mano sua se sia da miracoli con sa verda e altre questioni. E quindi si siamo agattati a pari, poi veniamo dessa matessi aos andare di classi, dessa matessi era, attaccados a questa terra, figli dessa terra che viveus. E quindi non da stato differenza manna oppure occasioni speciali. Sa gente, quando è votata sa bellezza, sa togliendo a pari. In che anno siete arrivati voi? Io in su 67 sono arrivato. E l'avete conosciuto diretto a Pinuccia, immagino. E tanto, teniamo già un'esperienza di venire del continente, che io devo più sul cammino di Samarolla, come meta sardo di Sera Nostra. Però a tornare a questa terra mia, veniva pure di un'esperienza spagnola, come a Goppai e tutto, Pinuccio pure è stato in Spagna. E questo muro bianco si pianta una specie di spinta, tocca a ricordare in quale contesto pure. Poi nei video in Sardegna c'era ancora a Rasico del feudalesimo, ci fu ancora a Sumere. E questa giornata non fu a fare l'operaio, fu la serachia. E su quello d'ordine dei medici fu di me, picciocco, nel Noè, c'è morto nonno tuo. C'è morto babbo tuo e che ti comporta bene di un modo tu pure un satanca mia. Lascia sul mondo come te da sconosciuto di isso senato. No. A un no. Poi tanto fu arrivando già il suo petrolio. E sa gente non andava più a questa qui, in Santo Sparau dando. C'era preso dei 200 buste a paga del suo petrolio.
E si cominciava a porre pranzo e cena in pari, e si cominciava a luce televisione, e su giradischi, eccetera, eccetera. E vogliamo nos pure partecipare, testimonios, e si pone merese dei spassi che de più pone in questa terra. E esperienza de su socio Paese Museo? Questo è una conseguenza di usanai naturali de sa partecipazione. A pintare Saida de Bianco fu per nos un momento di partecipazione de inglobare Saida a sa bellezza. Su muralismo fu un pretesto per questionare dei bisogni che teniamo. E quindi su muralismo fu in questo momento, questionavo del contesto del 68, quando c'è una rivoluzione. Poi fu in anni che del 68 in poi fu nasce tutto questo movimento di cambiare questo mondo in meglio. Noi, in fuori da poveri, non siamo mai stati poveri, bisognosi sempre, ma poveri mai, perché su povero chi non lotta per migliorare questa condizione sua, questo parla povero. Questo è come tenere un carro, parla prima. Noi non siamo paracarros, andiamo innanzi. Dunque, quando Pinuccia cominciò a pintare sul muro di Santo Sparau, non vaia solo ragioni artistiche, vaia bene ragioni politiche in palasa. E su contesto fu questo, non fosse voltato a sa avventura vecchia, dove testimonianza politica, fu negli anni 70, dove su Cile, dove su Vietnam, dove tutti i avvolottos del suo mondo. E quindi noi la esponiamo in su muro. Noi i muros usaus per denuncia pure, poeta. Perché teniamo una coscienza sociale madurata in questi anni. Sa puntata nostra fu da non lasciare le periferie, perché sa rivoluzione la deve fare a brente prenna. Perché s'altro è una ribellione. Questa diventa un regalo di pane di tu quanto a sauca. Sa rivoluzione no. La rivoluzione parte di questa conquista. E quindi noi in Saida non dobbiamo lasciare le periferie di per un modo, né sociali, né culturali, né nulla. Quando arriviamo, sono vicino, magari, si rientra e partecipante, non è da fare nulla, però si può rientrare una da seino, o non si chiede di altra cosa. Ecco, sa gente, poi sia dopo sui giornali, eccetera, e sa gente può dire, e due sei Dio puro. Capito? Questo fu la partecipazione. Esattamente. Ascolta, quando intendi il nome di scuola, alessa prima cosa i da onca, aleste un ammento in Pinuccia per sta barra su ora bois. Vinda da dai sport di uno, ma mancare vinda da... Caro, in 50 anni io chiamo mia, questionando i arregoli sono troppi, di ogni razza, andavo passato di ogni modo. Quando lui non meno da Santo Sparau, scuola. E se lui non meno a scuola, Santo Sparau. Ecco, questa cosa è stabilita in cui. C'è Santo Sparau prima del scuola e Santo Sparau dopo scuola. C'è una Spagna prima dell'Orca e una Spagna. E potevo andare all'infinito di questo schiesino antaisera. Ecco, comunque poi basta da dedicastiai. Insomma. E su affatto. E s'anima pure. Ascolta, dunque, andate cominciare a pintare, all'esti sta risposta a questa vita, un tenta questa vita di questa novità?
su logu limpiu praghet a totus. Santu sparau in cussus annos i muros a colore terra, is camminos de terra, sa gente a colore terra, su pani puru fut a colore terra. E cando amus cumenzau a pintai custu muru biancus chi prenent s'ogu e gli dant s'animu, tue non podes portare unu motivu, ite ti posso nai, a chistionai de bellesas in su logu è bruttu. Si tue ddu pintas e ddu muras, arribat finzas su messaggiu chi 'oles portai tue, su messaggiu nostru ite fut in cussu tempus. Su chi fui nando prima, ca sa terra custu mundu depet pompiare a totus. Nois i murus los amus pintaus po arrecidi, oe si pesan murus po rifiutai sa gente. Is eras cambiant, è totu qui si est. Non aversi mai aspettato che da una intuizioni apparentemente semplici, però è così credo questo interesse internazionale, su sono di sapere che non si fuma intendio. Come sta arribau sciola a comprendere i rapperda aiato nu sono, i aiato una voce, aumenta generare innanti il voice. Come l'ha compresa questa cosa? S'ossessione. E s'ossessione ultra sa passione chi teneus po s'arti o scrosidadi nostras. Ossessionau, andat a ddi chircai su coro, a saber, a bortas pigada certas perdas a pigai finzas unu cannellu po d'affundi, po biere de ua funnascia, eccetera. E poi in una notte de sonu trumbullau ia fattu unu isu, comente unu isu chi diat apportu custa cosa. Issu fu convintu de custa cosa. Fu convintu a tali puntu ca una die un'amigu scienziau nd'at mandau diapositivas de sa struttura molecolari de sa perda. E ite nde bessiu custas fotografias, nde bessiu totu custas cosas, cussus sinus eccetera. Quindi Goppai fu convintu, e megiu gasi, ca fudi elettu, ca fudi si diat apportu sa natura a issu e basta, sa chistione de sa perda sonora. E sto aspettando di accattare questa possibilità di incontrare chi non è chi narra che sta verde muta. Io si ne faccio intendere. Come è sattara, ma in questo lavoro, devono effetto nessun gruppo che è bellissimo sulla propria maniera, ma vedi accarezzando. Quindi questo è sul son che sta a intro di questa verde. Questo sono i casi lamento su questa verde di ha sempre dentro a intro di sintrania sua, sai. E da si intende, scetti accarezzandite con una terra verde, fonti emozioni, chi non puoi andare commenti, boita, eccetera. Secondo me non c'è bisogno di nessuna domanda, basta ascoltare e intendi a intro di chiunque questa sorpresa di questa materia apparentemente muta, non è vero? Qualsiasi elemento di questo pianeta tiene di contai. Quando est arribau a giogai sa oce de sa perda, su primu asseriadu, Goppai beni cercadende. E m'at fattu ponere s'oliga innoe, e m'at fattu intendere su sonu. Però deo poi sdrammatizzai, però is poetas sunt arribau prima. Garcia Lorca apo nau in unu cantu, nel lamento Ignazio, la piedra es una frente donde los sueños gimen. Ma Deo nos apo fattu a chistionai.
Da quando pistassa verde, in un periodo, su, mi rendevo conto che ad ogni gruppo di Matteo in Pruso fu di violenza sa verde, ma che intanto se utilizziamo verde boccata di cave, quindi verde che ha già subito una violenza terribile. Beh, e con questa presunzione di questo artista cerchiamo di un'altra forma. Però proprio mi rendevo conto che ad ogni gruppo che donava di una violenza, per esempio cercavo di infierire, di attripare il più spago possibile, e finché a cattare questa possibilità di tendere a strantaggiare scelte e commentesti. Isso fu di, oltre sa passione de s'arte sua, s'ossessione teniat de andare a circare su coro de sa perda. Si tui castias certas sculturas comente funti, b'est sa circa de su coro, no, poi tecchies e cose, de oba 'enisi, spiegami a su misteru de oba 'enisi. Non è vero che se verde sta compatto, che diventa completamente trasparenti. Non è vero che è rigida, che chiunque voi visa queste vibrazioni, è appunto questa verde che si muove come una canna, quindi una elasticità che non è più nessuno. Su. Sa bellesa ti rende prigionieri. Sa bellesa de Eliseo non vale di sa fatto oe. E sa bellesa de oe depes andare ad aggiccare sa bellesa de gras. E quindi cando seu prigionieri di una virtudi, cussa pro tua vida la depeus rinnovare donnia die, altrimenti est paravamma e croccadia, narao noso, no? Notore. Issos ultimus tempos, diciamo, Goppai fut impediu fisicamente, perché non tenia più sa forza de toccare sa materia, però attento con pangia dell'aiutai, tenia da Enzo, eccetera, sì. Però issu ci sunfriat, no? A essere, a usare, a non da poter più toccare, non da poter più mangiare come in teoria disso. In Perù narrando che la pietra è la spina dorsale del mondo, ma questo è naturalmente, cioè non c'è un continente che non poggi di in Saverde, quindi Saverde è naturalmente sa fondazione, sa struttura portante per qualsiasi continente. Ma il testo è Saverde, poi che Saverde non è più utilizzata in edilizie, non è più utilizzata per fare i ponti, per fare strade, per fare cattedrali, si usa cemento e acciaio, giustamente si usa in 90 era, quindi Saverde gli appare più un elemento paesaggistico, ma al suo contrario, non ha idea, ma tutta questa scienza, tutta questa cultura computerizzata di oggi, è possibile scegliere attraverso Saverde. I silici, i quarzi, i fonti verdi. Internet funziona con Saverde, cioè con Saverde che ha introduce questa memoria di tutto l'universo, è l'unico elemento, l'unica materia che ci permette di si collegare con altri pianeti, quindi non dobbiamo aspettare crasi, se usa intro di Saverde e se comunicando con Saverde.
Ottavio Sciola, prade de Pinuccio, e semus in su giardino sonoro. Ma aumente sta arribau a noi, Pinuccio? Sa prima volta è sta arribau a noi, andreste? Arrivava a noi da mio nonno. Il mio nonno in Grecia, ferivo maledettamente a una gamba, portavo in Grecia, in sta guerra, ci ha perso sa gamba. Ma noi brusto, usto. Ma noi, nonno brusto, usto. Proprio nonno. Suo babbo e mamma mia. E Pinuccio verso una vodi. Quello lì, quel giro lì. In Grecia ci ha perso sa gamba. Portava in noi, poi dopo 4-5 anni che avevo lottato con sa... Potevo tornare sa gamba, tagliavo sa gamba in due porte. Non era che tanto messo bene. Sono stato quando veniva in noi e gli ha fatto questo regalo. C'era un custotto, vede, già questo arancio. Perché per poter vivere ho tirato. L'andau sto Gli ha dato terreno un gusto un po' di bibi. E Pinuccio a noi, andeste in trausa la prima volta, questo l'uso? Pinuccio aveva 6 anni e io avevo 15 anni. Mamma no, piegami in dedo di uomo che sta rogando tutto questo muro. C'era un muro di cinta, questo vicino, gli dirà sul ladro, poi fare il ludo. Lui doveva fare fango. Usai dai minorenni, Devi fare sul insomma. fango per fare le pecorelle, asinelli e tutte quelle Con cose. un artista dai minore, va a Esatto, seguire. a 6 anni, a 6 anni. E io lo portavo qui, l'avevo anche picchiato lì avanti, l'avevo anche picchiato. Portami via pure ostacolo, adesso canavi che tenevo per non piare il giardino. C'era un matto di occollito, un po' di 10 segate, uno scroppo di sicuro. Ha fatto una statua grandissima, bella. No, dopo andando via con questa pedra in Gudani, andava da nonna che si lascia sul carrattone, con suo burrico, andava a caricare questa pedra e non dicevo tagliare noi. Andiamo in giro in paese a prendere i sassi grandi che gli piacevano a lui per fare le cose che vedeva da fare lui. Abbiamo raccolto tutti i sassi grandi di San Speraro, portati qui. Ascolta, ma è vero che la tua musua, la Ianna della tua musua è sempre aperta, e ha conosciuto da tutto, insomma. Io, Sì, di una... sì. Noi siamo per tradizione in Sardegna, ma in ogni luogo, sta volta per sta strangia o per su bisognoso o cine, per tradizione la teniamo aperta. Non di teniamo porta serrata, però poi questa questione che girata sul mondo, sa porta aperta che è andata a cattare il sicuro, che tu da cattasa li dai per l'assai, porta aperta. Siccome fui andando prima, noi sul muro bianco, no? Che tutti cominciavano a vedere un muro bianco, questa bellezza nostra. Ecco, l'ho fatta un po' arricchire e quindi di conseguenza i sport a nostra sono sempre aperti. Sono passati tutti, no? Artisti, musicisti, attori, sono passati tutti. E ostento questa fortuna, vero, della bifi, e si ritenevano fortunati di raccontare. Io impari con gli altri che sono accompagnati, come tenere, gli ultimi mohicani. Siamo in Giacomo Casti, operatore culturale di Santo Sparau, insomma, io ho notato bene a Pinuccio Sciola. Giacomo, qual è l'eredità di Prumanna e ha lasciato Pinuccio Sciola? Una bella pregunta. L'eredità di sicuro, come dire, che ha florito in più parti, in più luoghi, di Saida e di Sardegna, di sicuro. Poi il impatto di questo mi è stato un anno.
l'impatto dei sommi e dell'artista. Po quanto posso deo a ragionare a pizzo de su che vadeo noso, su con sa trumba de antas teatro, de sicuro su chi s'ha lasciato Pinuccio è una maniera de fare confronto, non scelto con s'arte dei altri, ma proprio con sa vita. O approccio schietto, poi ti avviato uomo schietto, o approccio attento a cercare di comprendere che lì viene cose belle che ci viene in gioco. Questa è una cosa che secondo me tocca da riconoscere a Pinuccio, la capacità di scoprire bellezza in noi cesti, che è una cosa che ha a che fare con la generosità, poi ti un uomo generoso, e con come sa sicurezza di chi ne ha compreso da me, che lavorando in questa maniera tu puoi fare di un bello luogo, non è scelto l'idea di appiccare un bello quadro o di fare che è bello questo murale. E certo che questa è bellezza, ma la bellezza è l'idea di fare tutta questa cosa. Infatti una cosa che Pinuccio e Nino Landis e tutta questa generazione narrà sempre, Angioletto Villoni, il muralismo è questo pretesto. Noi abbiamo cercato di seguire con l'arrasto puro, tornare con il suo gruppo di Antas, con le attività di Concambias e in generale, secondo me, che tu pensi in tua vita, come ti santo sparau, tu puoi ancora avere questo tipo di attitudine, mi vede, con un fuoco italiano. Tocca da noi una cosa pura. Stiamo questionando di un gruppo di uomini e femmine, perché tutti uomini, ma che ci fosse poi star come da Pillitto, no? Figure attoriali eccezionali, però vi un gruppo di picciocchi, vi un gruppo di picciocchi che oggi potevano diventare 68. Questa è una cosa secondo me di importo, può comprendere storicamente, poi questa generazione di picciocchi sparadesos, primo, interpare, Pinuccio, si punti muovere in questa maniera. Dunque, secondo me, non è facile comprendere oggi potesse succedere questo. Ci viene da un anelito rivoluzionario, questo secondo me è importante. E oggi questo tipo di attitudine non c'è. Noi cerchiamo di tenere tutto su fuoco, ma non è facile. Però, usted narrando in altas teatro mi pare a descrivere proprio questo rasto, questo standard, no? De seguire e de sapere sa vita, de ponere in conto sa vita, de compartire sa vita e sa gente che viene da ora, no? A colludire sa gente che viene da ora, va da relazione, ospitalità, va da buono oro, come tu stai narrando a Pinuccio domine de buono oro. Dunque, mi pare in concambia è proprio giusto, no? Cioè, mi pare che si può narrare che con cambiare pure può essere Izza di Pinuccio Sciola a questo punto, no? Da questo punto di vista. Ma in qualche maniera dona sempre Giulio Landis, se ho villo prima ancora Nino donarà sopra di mano di Giulio, se ho villo di un muro bianco, e devo credo che in qualche maniera questo sia vero. Poi tocca da brintare a intro questo ragionamento di ognuno di noi. Devo so come su pianta villo di questa generazione cosa in soro, devo so villo della mia generazione. Una cosa che appunto pure in altre occasioni è che Deo quando vemo Vicciocco e considera pure che Deo e Pinuccio vemo su parentesi, poi a iaia mia fia Sasorri de babbo su. Sa parentela fia forte, si conosciamo, mancai tornai Deo più e il suo mi fatto. Ma devo intendere che tutto su chi hanno fatto questo picciocco Mannus, questo frati Mannus e zius e babbus, non è questa cosa mia. Quando devo fare picciocco del 18, 20 anni, facciamo aggiviare con questa musica e con questa cultura punk, di tutto gusto, devo non scemo di fare. In suo senso che è una cosa che hanno fatto gente prima di me, non è questa mia. Devo fare un meta determinato a cercare di fare su mio. A poter più ammaniare, poi comprendi che devo in qualche maniera fare un villo di questa matta e ci vianta con ogni probabilità di continuare il frutto più saporito del mio lavoro o di sicuro più maturo, più evidente. E in qualche maniera mi sono accappiato a questo tronco umano. In Augusto, la sfida in noi è poi chi benenti. Poi noi in qualche maniera devo fatto e se ho fatto individuo sul gioco nostro. Tocca da bere come si accappiata con i schibenti. Devo m'auguro che 20-25 anni a oggi, questo picciocco, anche se chi è di Pinuccio, quanto sto facendo noi oggi, non è scontato. Oggi, professor Zobano, si ti rappresenta?
Pinuccio Sciola, es onnotto de sos pizzinnos minores oie de Santu Sparau, Sciola, isse ie Sciola, isse ite fattu e ha fattu conoscere Santu Sparau in tutto su mondo. Pocumenti da biudeo, Pinucciu è una figura ben riconosciuta in noi. Poi quando tu chi sono de gusto, s'appruppati des persone inata Costantino Nivola, Maria Lai e Pinuccio Sciola. Questo in qualche maniera già due a intro di un luogo voti dell'immaginario, ma dell'immaginario mio, forse sei tu, e di quattro amici. Poi spicciò che giovane su questo non uscivo. E certo che in Santo Sparau, Pinuccio, come dire, c'ha tutto in ogni momento in suo lavoro di Pinuccio, e in noi è impossibile a non conoscere. Però sul rischio è questo che parli appunto, su chi fa di murale, su chi fa di saperda suonadora, tocca da B, però chi ha un messaggio che prima siamo contenti da ricinti. E questa secondo me è una questione un pochettino più complicata e usaviri. Pinuccio Sciola, lo narrava Arvinas prima, narrava da i desarten deppene gosare tutto, no? E non deve essere tanca in un museo. Questo è un concetto importante, lo stai narrando prima, ma mi pare i borsi su una cosa di andamento di su pensamento di Pinuccio, no? Credo che è di sicuro in tutto avremmo batti del suo lavoro su, che coincide in una maniera forte con il suo muralismo. In questa idea di pintare i muri e di donare a tutti le opportunità di si ponere in gioco, no? Letteralmente in gioco. Questa esperienza tu scesi che è stata a voti e ha parlato a in sagonca dessa gente che in su 76 tutto questo gruppo Cappeggiao di Pinuccio è stato convidato ad andare alla Biennale di Venezia. E una delle cose più forti è stata proprio l'idea che poniente su pinzello in mano a spicciocchetti. Di sicuro tenia da una druccese interiore che è caratteristica come da penso di chi lavora con questa creatività, che è questa cosa che ti costringe proprio a lavorare con tutte le emozioni che tu hai a intro, e questa druccese è uno di quei tipi di emozioni. E poi io comprendo che a volte questa gente o il curso, questo secondo me è bravo a donare stumbata e a donare druccesa. Sarti sua è forte. E poi però quando tu dubbi abbiamo tu uomo che ha giocato con tu, tornai, dove questa racconto bello di isso in relazione con i pipius. Vede proprio un educatore nasce. E forse questa druccesa via esperienza proprio di umanità. Un impegno che tengo è questo di cercare di ricreare un rapporto nuovo tra sommi e questa natura. Ormai è tutto codificato, ormai è tutto già stabilito, adesso che più fai sommi e quindi non tengo questo tempo di ascoltare il suento o di castigare questa natura, come ti cresce di una folla di erba o avrai affascinato che stia una matta in frori, no? Quindi cose che inspiegabilmente ogni anno si ripetono senza nessuna forzatura davanti ai sommi. E credo che i sommi tengano questa necessità di recuperare attraverso questa natura. E continuamente a gatto amico, che funti massaio, che funti pastori o operai, che mi hanno Pinuccio, sono andato su un monte o bio verde per rientrare scultura cosa tua. Beh, no, la verità è che funti complimenti su che mi prendi su coro, perché è evidente da queste espressioni che appunto i castienti con quattro giochi la natura, non è che andano a cercare su codificare su profilo di animali o bucciconi serrao, castienti questa natura e si appassiona, questo è per me il complimento più bello che posso intendere.